È stato davvero un 2024 storico e irripetibile quello per la Galleria Contini, nel sentiere di San Marco a Venezia, ma anche a Cortina d'Ampezzo con il progetto di aprire in un'importante sede prestigiosa a Roma nel 2025. Stefano Contini, mecenate, innamorato della città e dell'arte, toscano di nascita a Pistoia, veneziano d'adozione, fa con noi il bilancio artistico dell'attività. È stato un anno particolare dove abbiamo realizzato 9 grandi esposizioni, tra cui quella in Piazza San Marco con le menine di Manolo Valdés e compreso anche la Mostra della Sicilia con Mitorai, al Teatro Greco di Siracusa. Quest'inverno verrà presentato a Cortina una grande mostra di action painting di un artista giovane che realizza le proprie opere calciando dei palloni intinti di vernice e creando degli effetti straordinariamente emotivi. Mostra di Natale sulla perla delle Dolomiti, ma un calendario già ricco anche nel nuovo anno. Abbiamo una grandissima, eccellente, superlativa mostra di Pablo Asciugarri che abbiamo dovuto prolungare perché non ci aspettavamo un successo simile e questo ci ha dato l'opportunità e la voglia di arrivare fino al maggio prossimo, perché Pablo Asciugarri, come molti sanno, è uno oggi degli artisti più significativi e più apprezzati nel mondo e quindi abbiamo preso questa decisione.